Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline di Lucca, nacque una bambina destinata a lasciare un'impronta indelebile di fede e amore. Gemma Galgani, figlia di Enrico e Aurelia, crebbe in una famiglia dove la fede cristiana era il faro che illuminava ogni aspetto della vita quotidiana. La piccola Gemma, con i suoi occhi pieni di meraviglia, assorbiva le parole della madre come preziose perle di saggezza, apprendendo sin da tenera età il valore dell'anima, la bruttezza del peccato e la vanità del mondo materiale. Gemma era una bambina speciale, diversa dai suoi coetanei. Aveva un cuore puro, capace di percepire l'amore di Dio in modo profondo e intenso. Quando la sua madre le mostrava il crocifisso, spiegandole che Gesù era morto per loro, per tutti, il cuore di Gemma si riempiva di una compassione così grande da farle versare lacrime di amore e di gratitudine. Crescendo, Gemma si sentì sempre più attratta dalla figura di Gesù appassionato, facendo propria la sofferenza e il sacrificio del Salvatore. La sua vita fu un continuo cammino di amore e di abnegazione, in cui cercava di avvicinarsi a Dio attraverso la sofferenza e il sacrificio personale. Nonostante il desiderio di entrare in religione, la sua strada fu diversa. Guidata dalla provvidenza divina, Gemma trovò una seconda famiglia nella casa dei Giannini a Lucca, dove visse fino all'ultimo respiro. La vita di Gemma non fu però priva di ostacoli e prove. La morte prematura della madre, una grave malattia che la colpì giovanissima, e la povertà estrema in cui si trovò la famiglia Galgani furono solo alcune delle croci che dovette portare. Eppure, in mezzo a tali sofferenze, Gemma trovò la forza di avvicinarsi ancora di più a Dio, ricevendo grazie e consolazioni celesti. Gesù stesso le apparve, promettendole la sua continua presenza e protezione, un dono che la riempì di gioia e di speranza. Il culmine della sua unione mistica con Dio fu raggiunto quando ricevette il dono delle stimmate, segni tangibili del suo profondo legame con la passione di Cristo. Questo evento straordinario fu un segno evidente del suo amore e della sua dedizione totale a Dio, facendo di lei un esempio luminoso di santità. Gemma conobbe anche l'amicizia celestiale del suo angelo custode, che la proteggeva e la guidava, aiutandola a superare le insidie del maligno che tentava di allontanarla dal cammino di fede. Nonostante le persecuzioni demoniache e le sofferenze fisiche, l'amore divino fu la fiamma che consumò la sua vita, portandola infine alla casa del Padre il giorno prima di Pasqua del 1903. La sua eredità spirituale continua a vivere, ispirando fedeli di tutto il mondo a cercare Dio con cuore puro e a vivere una vita di amore e sacrificio. Nell'iconografia, Santa Gemma Galgani è raffigurata come testimone della purezza e dell'amore divino, spesso accompagnata dal crocifisso, dai gigli della purezza e dalle stimmate, segni del suo speciale legame con il Salvatore.
La sua vita è un invito per tutti a seguire il cammino della santità, con la certezza che l'amore di Dio è la vera fonte di pace e di gioia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.